mercoledì 31 luglio 2024, anche il mese di luglio ci lascia. Bene, è giunto il momento di presentare l'ospite, Paolo Pizzolato, prima il Veneto. Paolo Pizzolato ci fa compagnia circa ciao Enzo e buongiorno a tutti i telespettatori. Grazie Paolo per aver accettato il nostro invito. Come dico spesso, io approfitto della presenza dell'ospite per capire meglio, perché è vero che sono vecchio, appartengo ad un'altra generazione, un po' come si dice qui nel Veneto la Teresina, ma io non riesco a capacitarmi, mi riferisco ai nostri amici transalpini per le Olimpiadi, ma com'è possibile che possano fare gareggiare, si parla di un incontro di pugilato femminile, un trans? Ecco, io sono incredulo alle Olimpiadi, grazie regia per il contributo che abbiamo utilizzato nell'opinione. Iman, ritorno un attimo, non ho finito di leggere. No, sul primo, comincio dal primo che non ho letto. Iman Khelif, questo è il nome dello sfidante, è caso di dire non della sfidante, si batterà con l'azzurra Angela Carini, la ragazza che vedete a destra. Hanno detto ha superato la verifica del sesso. Vai avanti con gli altri due contributi. Un uomo contro una donna, follia Olimpiadi nell'incontro al pugilato femminile, e giustamente hanno detto no, non è normale che un algerino prenderà a pugni una donna italiana. Dimmi tu, che verifica del sesso hanno fatto gli esperti del Comitato Olimpico? Sono andati a vedere sotto, se questo è un uomo c'ha l'inghippo sotto? Aiutami a capire, Paolo, mi affido alla tua saggezza. Il mio intervento parte con una parola pesantissima questa sera: vergognosi, vergognatevi. Vergognatevi, perché secondo me il mondo sta subendo in questo ultimo periodo un degrado totale e abissale. Non è possibile che nel corso di tutti questi ultimi anni ci sia stato, ho già avuto l'occasione di dirlo un mese fa con un ospite tuo, che alcune minoranze, alcune etnie, io dico che sono, abbiano preso così tanto il sopravvento rispetto alle persone normali che stiano sconvolgendo completamente il mondo. Abbiamo visto le Olimpiadi, l'inaugurazione delle Olimpiadi, secondo me una cosa vergognosa, proprio inutile, vergognosa, però queste persone qui vanno sempre portate in un palmo di mano, e continuo a dire ancora una volta, mi dispiace per quelli che non vogliono sentire queste parole, che le persone normali continuano a venire sempre messe in un angolo in cambio di questi spettacoli che sono una cosa allucinante, soprattutto da far vedere ai bambini e ai ragazzi, ed è così che crescono poi in maniera malefica e malevola alcuni giovani che non sanno rispecchiare quello che effettivamente è la realtà di quello che è la famiglia. Perché chiedere a un bambino, chiedere a scuola a un bambino che possa giocare con le bambole, che possa giocare con i soldatini solo perché deve poi identificarsi se un giorno sarà una femmina o un maschio, è una cosa sinceramente che lascia stupefatti. Questa società certe volte, vado giù pesante, meriterebbe veramente l'estinzione, come dice qualcuno, perché è una cosa impossibile che nel corso di questi ultimi anni sia stato dato uno spazio così pesante e così importante a delle, mi dispiace dirlo, delle porcherie che in teoria non dico non dovrebbero esserci, ma un po' in sordina, in una maniera un po' più contenuta, perché arrivati a questo punto qui non c'è più spazio per la normalità, per la famiglia, per i figli che crescono con una mamma e un papà. E qui mi fermo, perché sinceramente la cosa più indesiderata che potevo vedere è stata quell'inaugurazione che ha lasciato spazio a questa porcheria, mettendo in secondo piano quello che è l'impegno fisico e gli atleti che passavano con le barche, che era uno spettacolo bellissimo da vedere, mi dicono. No? In genere tutte le Olimpiadi davano sempre spazio agli atleti, sempre. Certo. Questa volta si vede che i francesi sono molto più ambigui. Hanno dato più spettacolo al mondo LGBT. I francesi saranno molto più ambigui di quello che pensiamo, a me non sono piaciuti. I trans alpini. Comunque fai vedere come abbiamo
io chiedo scusa a qualcuno che si è un po' adirato. Io nella mia trasmissione faccio quello che ritengo più opportuno fare. Ritengo l'apertura delle Olimpiadi uno spettacolo osceno, e anche stasera nell'opinione ho esordito con quei due contributi. Perdonatemi, si vede la Torre Eiffel, il simbolo olimpico, nel cesso, nel gabinetto, io lì li metto questi giochi olimpici, e poi anche quell'altro, Parigi 2024, Parigi 24, Melma, per non dire un'altra cosa. Ma prego. Premesso che quindi non sono solo io a meravigliarmi, no, guarda, ho il tuo supporto. Non solo hai il mio supporto, ma quello che ho raccolto di opinioni all'interno dell'istituto bancario, in giro per la società, eccetera, eccetera, sono tutte cose come quelle che stiamo dicendo, solamente che la gente è talmente assuefatta, talmente stanca, che non interviene, non si ribella più. La gente non ha più nemmeno il coraggio di dire un qualcosa, di scendere in piazza, di protestare. Non vedi che non c'è coraggio? Cioè, scendi in piazza per la partita di calcio, ma non si scende in piazza per una cosa del genere. Si deve sempre lasciare spazio a queste cose qui. Allora, Macron, che ha voluto questa cosa, è quello che circa 2 o 3 mesi fa ha detto che lui in Ucraina inizierebbe a mandare truppe europee per fare la guerra. Allora, innanzitutto i miei giovani me li tengo a casa. Se poi tu sei un imbecille, e qui mi prendo responsabilità di quello che dico, un imbecille che vuoi mandare le tue truppe in Ucraina per dare una mano, fa pure, ma che vadano a morire ragazzi giovani, soldati, per difendere un paese che non faceva nemmeno parte della NATO, alla quale tutti vogliamo dare una mano, per carità di Dio, visto che ci hanno costretti a dare una mano, perché l'Italia, questo governo che io stimavo, che aspettavo che facesse qualcosa di più, ci ha portato in guerra, perché senza che nessuno lo volesse noi abbiamo rifornito di soldi e di materiali all'Ucraina, per cui siamo in guerra contro la Russia. Non abbiamo portato a casa nessun risultato se non lo sfacelo economico che vediamo, ognuno di noi lo vede perché è davanti a noi, diciamo, e questo idiota qui voleva mandare anche le truppe a dare una mano all'Ucraina. Ci sta già pensando l'America, che aveva degli interessi personali con Biden, con il figlio di Biden all'Ucraina. Lasciate che si arrangino un attimo loro, perché i nostri ragazzi dobbiamo tenerceli qui, li abbiamo mandati in Iran, in Iraq, in Afghanistan, dappertutto, ne abbiamo perso, basta con le guerre. Solo gli idioti fanno le guerre, solo gli idioti. Un'altra cosa, non aprire per favore ancora i centralini, io voglio capirne di più, perdonami Paolo. Quando sento dire hanno fatto una verifica sessuale, questo è un uomo che verifica, cosa intendono loro per verifica? Hanno visto sotto quello che ha l'arnese, quindi se è un uomo tu non lo puoi, non devi farlo combattere con una donna, cioè perché si arriva a tanto? Ma allora penso che il mondo LGBT è diventato una sorta di lobby, e come tale condiziona, come ogni lobby condiziona altre cose. O tu ravvisi in quella dicitura abbiamo fatto la verifica sessuale, o ravvisi un altro tipo di lettura? Cioè voglio capirne di più, anche voi potete intervenire ad aiutarci. Cosa intende il Comitato Olimpico? Abbiamo fatto la doverosa preventiva visita sessuale. Ripeto, a meno che quella non sia una donna. A meno che quella non sia una donna, perché Dio, allora per carità, però si può anche dire. Io continuo a dire che bisogna vergognarsi di questa cosa, perché se fossi l'atleta italiana, io mi rifiuterei di scendere in campo fino a quando non abbia verificato personalmente contro chi vada a combattere, a costo di dover rinunciare alla medaglia. Questa è una buona idea. Sarebbe una mossa eccezionale. Sai cosa farei io? Prenderei i guantoni e li darei all'arbitro e creerei un casus belli, un caso mondiale. Anche perché crea disagio, logicamente, e questa cosa sarebbe sui giornali, sarebbe una cosa visibilità mondiale. Sì. L'atleta femminile italiana si rifiuta di combattere e consegna i guantoni
all'arbitro. Io voglio una verifica personale, voglio sapere contro chi mi sto battendo. Esattamente, Oppure- perché è un assurdo, quello vincerà, quello è un uomo. Oppure spero che la ragazza possa avere talmente tanta forza di dare una soddisfazione personale a tutto il paese, per carità di Dio, con tutta la porcheria che sta succedendo in Francia, di metterlo KO, per cui sarebbe una soddisfazione personale pesantissima, però non C'è è da che sia sempre registrare così una facile. dichiarazione di un'altra atleta di un altro paese, non mi ricordo, ha detto che l'ha incontrato quello là, Lo hai incontrato? ha perso e dice mi ha dato dei pugni che non ho mai avuto in vita mia. Certo, le fibre è sono rimasta completamente stordita diverse. per 2 giorni, quindi ci sono anche dei precedenti, viva il Dio. No, non è normale. La tutto muscolatura e la materia ossea è completamente diversa fra uomo e donna. Può essere LGBT, LGBTQ, quello che vuoi, però la struttura è completamente diversa. A ogni modo, questa è la vergogna della modernizzazione, questa è la vergogna delle cose nuove che vengono fatte e questa è la vergogna del fatto di non essere normali e di avere delle Olimpiadi normali. E questo è un dato inquietante, mi preoccupa, perché non solo aumentano sempre di più, per carità, ognuno può fare quello Ma che vuole. giustamente, come hai detto, Io non stanno sono diventando un monopolio, stanno diventando un monopolio. Ma quello che mi preoccupa è comanderanno. che stanno creando una lobby, Sì. una lobby di gay, di lesbiche, non si capisce più niente. Mamma mia, mamma mia. E poi vanno a censurare il generale Roberto Vannacci, che non ha fatto altro che riportare il pensiero della maggior parte degli italiani. Io mi rivedo completamente in quello che ha detto Vannacci. Quello che mi dispiace è che ci sia poca gente che protesta, la gente, ripeto, è un po' assuefatta. Io faccio la mia parte. Certo, anche Io noi facciamo. tutti i giorni sistematicamente ci Protesto metto la contro questa faccia cosa e protesto contro queste cose, è vero. e urlo, a volte dici ma urli troppo, a cosa serve? Alla mia coscienza, e mi riferisco agli anonimi, ai miei censori, ai tanti sacchetti a perdere anonimi all'ascolto, cambiate canale, io non ho bisogno di voi, perché ogni sera mi controllate la diretta, l'opinione, avete da imparare, e tanto, canaglie, avete da imparare da Enzo Spatalino. Un'altra notizia che ho trattato nell'opinione e che mi ha fatto inalberare, c'è un sacchetto a perdere, io non so come definire, ha violentato una minorenne, è stato prosciolto, non ridere, ti permetto che non siamo su Scherzi a parte, la fonte è attendibile, il mio amico Davide Baraldi, siamo a Marina di Ragusa in Sicilia, è stato scarcerato il tunisino accusato di violenza sessuale aggravata. E sai qual è stata la motivazione di questo sacchetto a perdere tunisino? Fai vedere, ha detto non sapevo che fosse minorenne. No, non è possibile, basta! È ora di finiamola con questo schifo! Basta! Mandatelo in galera, ma può una motivazione del genere? Io so, signor giudice, non sapevo che era minorenne e l'hai stuprata e tu lo mandi fuori. No, aiutami, stasera se no spacco il televisore, Paolo. In tutti questi giorni non si è fatto altro che parlare di sovraffollamento delle carceri. Tutti lo sappiamo, tutti hanno visto qualche telegiornale in giro per il mondo, si parla di sovraffollamento. Le carceri nostre, per il 56% in questo ultimo periodo, per il 72% fino a 2 anni fa, erano piene di immigrati con reati grossi o con reati minori. Se per caso qualcuno vuole fare lo svuotacarceri, tenga conto che noi ogni giorno paghiamo migliaia di euro per mantenere questa gente che non possiamo più rimpatriare perché i paesi da dove provengono non prevedono il rimpatrio di questa feccia. Questo è il termine esatto, questa è feccia che è arrivata in Italia con i barconi, che dovevano essere risorse umane, che trovavamo in via Piave con la gente che si barica dentro per lo spaccio di droga e le sparatorie che avvengono in settimana, o che cercano di fare un po' di festa in modo da far sparire questa gente, fanno una festa in via Piave, una tavolata in modo da far sparire questa gente, e queste sono le risorse che sono arrivate dall'Africa alle quali noi dovremmo dar da mangiare, che stanno riempiendo 1.800.000 sono gli irregolari che hanno censito quelli che vanno a raccogliere poveracci
anche quelli lì, i pomodori a 2 euro all'ora, eccetera, eccetera. Però se le carceri italiane venissero svuotate, ci sarebbe spazio per tutti. Il problema è che abbiamo questa porcheria da mantenere all'interno delle carceri e non sappiamo più come fare per il sovraffollamento. Allora, o li mandiamo a casa, o non li arrestiamo più come facciamo adesso, o non li arrestiamo più come fanno adesso, per cui posso permettere di entrare a casa tua, di violentare tua figlia, di far di tutto e di più. Oppure, poco ci manca, sono anni che dico questo. Oppure non li fai più entrare. Tra qualche anno verranno... Comanderanno a casa nostra, perché hai già visto Consumaoro che è arrivato e è diventato deputato. Tipo come Consumaoro che viene in Italia. Deputato della Repubblica Italiana. È meglio che sto deputato della Repubblica Italiana. Che non c'è il regista che mi taglia, posso dire qualcosa di pesante. Apri anche i centralini, noi continuiamo a chiacchierare, che questo è uno sfogatoio, sapete? Io mi sfogo e anche voi spesso alzate la voce, poi ti giri dall'altra parte e c'è tanta severità. Non posso fare casi specifici, personali, ci sono dei giudici che maltrattano dei ragazzi per qualche sbaglio, li fanno stare dentro, chiusi in casa. E mandano fuori questi. E poi mandate fuori sta feccia, sta melma, ma non è possibile, dovrebbe intervenire anche Mattarella. 2 pesi e 2 misure. E anche il caso del governatore della Liguria ha subito un trattamento, dai. L'hanno trattato come un criminale, l'ex governatore della Liguria, e poi fanno uscire delle persone, dai. Stiamo parlando di sovraffollamento delle carceri, ma guardate che strutture già esistenti, senza impegnare lo Stato con miliardi su opere edilizie, ci sono già da recuperare. Ne abbiamo anche noi, via Piave a Mestre c'è la caserma Piave, e sto parlando delle zone nostre, abbiamo di quelle strutture che sarebbero egregie con pochissimi centinaia di migliaia di euro. Possibile che non si possa recuperare una cosa di questo genere per cercare di svuotare un po' quello che è l'intasamento sulle carceri principali? Certo, mancano gli operatori addetti alle carceri, stipendi da fame, tanta paura, si permettono di fare quello che vogliono i carcerati perché comandano anche all'interno, per cui qualcosa si potrebbe fare, però date un po' di soldi in più a questa gente, permettete di fare, non dico dei concorsi, ma di assumere delle persone che potrebbero, che sono a casa dal lavoro con qualche incentivo in più. Perché veramente questa gente qui non va più al lavoro, perché per 1.300 euro devo combattere contro dei mafiosi, per cui che continuano a fare il loro lavoro dal carcere, per cui un po' di incentivo, un po' di edilizia carceraria senza fare cose nuove che costano alla società, all'italiano, al Veneto un sacco di soldi. Perché strutture ce ne sono, basta avere la voglia di fare, altro che Ponte di Messina. Sai quante cose metto a posto e quante strade metto a posto e quanti alberi che uccidono i ragazzi in motocicletta che riesco a tagliare con i soldi del Ponte di Messina. Sai quante cose metto a posto con quell'opera lì? La farò un'altra volta, non dicono che tengono duro fino alla fine della legislatura, si impegneranno in un'altra maniera, quello lì non porta assolutamente a nulla, anzi leva via il lavoro ai traghettatori. Anche ieri ho fatto vedere l'Orsa, c'era Giovanni in regia, non so se stasera il nostro Simone può far vedere l'Orsa, ho quasi pianto oggi quando ho sentito che uno dei 3 cuccioli è stato investito ed è morto, magari vagava senza mamma, senza niente. Senza guida? Io prenderei il presidente, l'ho detto anche ieri, vorrei avere il piacere di intervistare il presidente della provincia di Trento, alla mia maniera però, per dirgli cosa penso di lui e di quelli come lui, ok? Posso dire cosa penso? Devi dirlo. Anni fa, in Trentino, era venuta fuori di nuovo l'esigenza di capire il perché ci fosse un numero di orsi così limitato che non attirava la gente, che non dimostrava la potenza della regione, della provincia, che dava poco spirito, diciamo, e poco risalto a quello che sono i territori montani. Si è deciso di reimportare l'orso. Anni dopo, questa è la fine degli orsi e di Fugatti che ha voluto reimportarli di nuovo. Mi riferivo proprio a lui, a Fugatti, al presidente della provincia di Trento. Io posso permettermi di dirlo. Ecco, questa è stata una politica di espansione degli orsi effettuata e compiuta negli anni antecedenti che ha portato a questo risultato. Ora,
o hanno sbagliato la gestione degli orsi perché non sono stati in grado di poterli curare, di poterli reinserire nel territorio in maniera dovuta o con i dovuti numeri. Ecco, quello che a me brucia, questo è mancato. Quello che a me brucia, e poi finisco perché vedo che c'è un'altra telefonata, un'altra linea, è questo. Io agli italiani e ai veneti rinfaccio solo una cosa, lo rinfaccerò per sempre ogni volta vado in televisione, rinfaccio il fatto che dimenticano sempre, hanno la mente molto corta, gli sbagli che sono stati fatti, le promesse che non sono mai state mantenute e quando tornano a votare, ritornano a votare di nuovo per quelle persone che li hanno presi per... Posso dirlo per il sedere e mi sto contenendo per i fondelli, perché questa cosa si può dire, in questo orario si può dire, per carità di Dio, anzi vi chiedo scusa, e che non hanno mantenuto le promesse. Per cui ogni tanto Roberta aveva ragione, ricordatevi anche di queste cose. Poi io vorrò vedere, visto che tante cose vanno fatte davanti alla scheda elettorale, se di queste cose vi ricorderete oppure passerà di nuovo per la testa, ma diamogli un'altra opportunità. Non potete dare alla gente che ha sbagliato altre opportunità, mandateli a casa oppure fate come avete fatto alle europee, e vi ringrazio di cuore perché io sono di quelli che non ha votato, che avete dato un segnale pesantissimo non andando a votare per questa riporcheria che ha condannato di nuovo l'Italia a essere un paese di nuovo emarginato. Meloni può dire tutto quello che vuole, noi siamo emarginati, per cui grazie di cuore per quello che è successo, e con questo finisco. Paolo, però ricordati che mi devi aggiornare sulla situazione veneziana, che non posso non coinvolgerti sullo tsunami in comune a Venezia? Del comune che è venuto a Venezia, arresti, indagati, eccetera. Siamo qui a 30 chilometri, poi sapete quanto io ci tengo a Venezia, ce l'ho nel cuore. Devi dirmi qualcosa come veneziano, sicuramente sei più informato di me. Prego. A questa cosa sinceramente non ero preparato. Trovarmi il mio comune di Venezia di fronte a questa realtà. Io con Boraso mi trovavo, sai perfettamente che sono ospite anche di altri solo perché che c'è l'ascolto, non dare per scontato che tutti possano sapere di questa Boraso cosa. Sarebbe l'assessore del comune di Venezia che attualmente è in carcere. Che attualmente è in carcere, con il quale mi trovavo spesso in alcune trasmissioni televisive per cercare di capire le problematiche di Venezia e cercare di ovviare o di vedere cosa si poteva fare per alcune tematiche. Sinceramente stupefatto dalla tipologia di personaggio che da quello che viene detto ne ha fatto di cotte e di crude. Stupefatto di Brugnaro, perché quello che io ad esempio non sapevo... Chiedo scusa, solo sappi, ti prendi tu la responsabilità di tutto quello che vai a dire sulle persone sul comune di Venezia. Prima Fri e il sottoscritto non c'entrano niente. D'accordo. Stupefatto di Brugnaro non per la tipologia di reati ai quali possa andare incontro, lì ci sarà la magistratura che indagherà e che deciderà se Brugnaro c'entra qualcosa oppure no. Però le intercettazioni telefoniche lasciano spazio a qualcosa, ma ad esempio io non sapevo, non ero a conoscenza anch'io, l'ho saputo logicamente dai media anch'io, che tutto il gruppo dirigenziale di Umana fosse stato assunto all'interno di Comune di Venezia per andare a fare praticamente i dirigenti politici di Boraso, i dirigenti comunali, quando erano dirigenti, diciamo, di un'azienda privata. Mescolare il privato perché si ha tanti soldi, quando si diventa un uomo politico è la cosa più sbagliata che ci possa essere. Tu puoi essere potente quanto vuoi, ma se non sei preparato a affrontare il mondo politico è un mondo che ti mangia. E Brugnaro era un imprenditore che ha deciso di fare politica con i soldi suoi, di trascinare in politica tutto quello che aveva e di portare in politica tutto quello che poteva permettersi di fare. Cercando di avere attorno a sé gli uomini più fidati. Una cosa sbagliata, perché tu devi fare l'uomo politico a Venezia e amministrare Venezia, non amministrare Venezia come amministravi l'Umana. Per cui questa è una cosa che rinfaccio al sindaco di Venezia Brugnaro. Per adesso solo questa cosa qui. Poi c'è un consiglio comunale. Tu devi sapere che venerdì alle 11, per chi interessa, venerdì alle 11 in pieno centro a Mestre, in piazza Ferretto, nella sala del consiglio comunale, che è molto piccolina, è stata fatta appositamente a Mestre così partecipa meno gente, ci sarà il consiglio comunale nel quale Brugnaro cercherà di spiegare quali sono le problematiche che ci sono state nel comune di Venezia. Ecco, noi saremo presenti come prima il Veneto. Penso, da quello che ho capito, che ci sarà una marea di persone, una marea di gente che chiederà anche le dimissioni di Brugnaro, perché in questo momento non si dimetterà Luigi Brugnaro, scordatelo. Lui può non dimettersi. Dico quello che ho detto tempo addietro. Attenzione, lui con i soldi ha creato Coraggio Italia.
era appoggiato e ha fatto la campagna elettorale in Calabria con Toti, che adesso ha gli arresti domiciliari, era ed ha creato Fragomeni a Santa Maria di Sala, l'ex sindaco, che era il responsabile per la provincia di Venezia per il tesseramento di Coraggio Italia, e adesso agli arresti domiciliari, se non sbaglio. No, è uscito. Sì, no, è domiciliare a casa. Te lo dico con certezza, è uscito. Dico, formare un partito politico perché hai i soldi mi sta bene, ma nel momento esatto in cui cerchi di circondarti di persone, che sai che puoi fare affidamento di queste persone, perché altrimenti ti trovi di fronte a quello che hai visto adesso. Potrebbe essere che tu ne vieni fuori pulitissimo, diventi un eroe perché non hai fatto assolutamente nulla, ma tutta quella porcheria che ti sei portato dentro, che adesso sono gli arresti, e Ormenese Fabrizio è di Gambarare di Mira ed è un cliente mio che conosco perfettamente, con tutte le problematiche che poteva avere o che ha ancora adesso. Stai attento a quello che dici, mi raccomando. Sì, non c'è nessun tipo di problema, guarda, proprio nessun tipo di problema. Mi dispiace anche tantissimo questa cosa qui, perché logicamente ci troviamo coinvolti anche a livello di territorio con un grosso imprenditore che non mi aspettavo potesse finire in carcere per cose che sinceramente non pensavo. Ecco. L'unica motivazione è quella che Brugnaro ha cercato di attorniarsi di uomini di assoluta fiducia, e non poteva chiamare Cicciobello a dirigere qualcuno, ha chiamato la persona in cui riponeva fiducia. In Comune a Venezia sono stati mandati a casa dirigenti e architetti. Non conosco la situazione del Comune di Venezia, sono stati mandati a casa cerco solo di capire il comportamento di Luigi Brugnaro. Ognuno cerca l'esercizio del proprio lavoro di attorniarsi di persone, anche perché, ripeto, non lo sto condannando, di fiducia. Sto solo guardando quello che sta avvenendo, e per Venezia, con tutto quello che Venezia sta passando, è sinceramente una vera e propria sconfitta politica. Auguriamoci solo una cosa, Paolo, che al di là delle chiacchiere, delle insinuazioni, che la magistratura vada fino in fondo e faccia chiarezza, e basta. Ed eccoci ancora insieme per l'ultima parte di questa trasmissione. Leggo qualche altro messaggio, avevo visto quello di Marzia, eccolo qua, la Marzia di Albignasico. Ciao Enzo, buona serata, un caro saluto a te e al tuo ospite Paolo Pizzolato, come sempre vi sto seguendo con grande interesse, anche lei, e ora definiamola. Anche tu conosci, se non mi sbaglio, una certa Marzia che ti ha un po' cambiato la vita. Dopo le dedicheremo qualche secondo di attenzione, che è una ragazza brillante. Hai fatto una buona scelta. A dopo. C'è Corrado Callegari. Ciao Corrado, prima il Veneto, sempre in prima fila, in prima linea. Si alternano o Paolo Pizzolato o Corrado Callegari, ex leghista doc, bossiano, ex parlamentare della Lega. Ciao Enzo, a Venezia devono dimettersi perché quanto successo bloccherà la macchina amministrativa, perché nessuno firmerà più gli atti o le delibere. Una vergogna incalcolabile, Corrado Callegari. Ciao Corrado, mi permetto di mandare una rosa per tua moglie, grazie di cuore. Gambiano decapita un cane e lo lancia contro la polizia. Ecco, io gli darei 30 anni di galera, ma qui purtroppo non si capisce più niente. Poveraccio, avrà avuto problematiche di integrazione e di abituarsi al nostro paese. Perdonate il sarcasmo, chiedo scusa ai telespettatori, ma a questo punto bisogna dire così, perché c'è da vergognarsi ad avere un paese del genere. Noi non sappiamo più da che parte girarsi per i posti di lavoro, per cercare di tenere a casa i nostri ragazzi che scappano in Germania e in Inghilterra, e queste sarebbero le persone che dovrebbero sostituire i ragazzi nostri che vanno via. Scusate, prima li ho chiamati feccia, vi domando scusa, li chiamo solamente porcheria, ecco. Proprio una cosa, guarda, veramente. Condivido pienamente la tua rabbia, è diventato il paese del Bengodi. Vengono cani e porci in Italia e li dobbiamo mantenerli. E poi c'è la sinistra che li protegge, maledizione. Ma perché non ve li portate a casa vostra? Ci sarà qualcuno all'ascolto che mi contesta che è di sinistra? Perché non ve li portate a casa vostra? Fate voi i coraggiosi, poi dopo un mese ne parliamo.
Saluto Marzia Lodoli, la sua compagna. Ciao Marzia, e i suoi fratelli, sai, per me è prioritario il saluto ai parenti. Orlando, Giorgio, Dino e Nadia Pizzolato e Corrado Callegari. Ti do 2 minuti e poi devo andare a omaggiare i miei sponsor. 2 minuti. Voi sapete che ogni volta che riesco a essere ospite di Spattalino di Prima Free, e mi fa un sacco di piacere essere ospite, io cerco di fare in maniera di portare a conoscenza i telespettatori di alcuni dati economici che sono quelli dell'ultimo mese. Vengo qui una volta ogni 3 settimane, una volta al mese, per cui alcuni dati economici, tanto perché sappiate il paese come è messo in questo momento. E per quello che vi dico, ricordatevi delle cose, e quando andate a votare non votate sempre per abitudine, perché credete in vari sogni. In questo momento noi abbiamo un signore, ha fatto giustamente vedere nei sottopancia praticamente della televisione, che ci sono stati gli aumenti delle assicurazioni. Allora, primo, chiedersi perché ogni 1° di gennaio aumentano sempre le autostrade e le assicurazioni. Non sarà mica per colpa della guerra in Ucraina anche questo, no? Seconda cosa, noi siamo rimasti senza petrolio da comprare in Russia perché sinceramente non ne avevamo, non sapevamo come poter fare, per cui sono schizzate le stelle tutto quello che potevano essere le materie legate agli idrocarburi. Sapete cosa stiamo facendo in questo periodo? Stiamo comprando petrolio dalla Tunisia, che sapete da dove lo farà arrivare? Lo fa arrivare dalla Russia e ce lo rivende a un prezzo più alto, per cui tanto perché gli italiani e i veneti sappiano questa cosa. Alcuni dati economici di questo mese: il PIL nazionale era previsto all'1%, ma l'Europa ce l'ha subito smorzato assieme alla Banca d'Italia e dice che nel 2024 non andremo oltre allo 0,6. Gli stipendi e le pensioni negli ultimi 3 anni sono diminuiti del 6,9%, però è aumentato il carrello della spesa, è aumentato tutto quanto. Attenzione, i dati macroeconomici: il turismo sta tirando, l'industria sta perdendo, solo nella provincia di Vicenza il 5,2% sull'industria, e l'edilizia, dopo il blocco del 110%, si vedranno i risvolti i primi mesi del 2025, sta subendo un blocco, ma un blocco impressionante che nemmeno vi aspettate, perché quelli che hanno lavorato col 110% sono fuori di 107 miliardi. Abbiamo dato 1 miliardo e 700 milioni di euro all'Ucraina, 1 miliardo e 500 milioni all'Albania per i campi di accoglienza. Non abbiamo visto ancora nessun risultato. Abbiamo dato pochissimi giorni fa 420 milioni di euro all'Algeria per coltivare campi agricoli, per produrre beni da importare in Italia. E i nostri contadini e i miei contadini, che ero amministratore di Veneto Agricoltura, cosa stanno facendo in questo momento? Vedono la moria di vacche e di pecore nel sud perché manca l'acqua, quando il 70% dei rubinetti è completamente rotto perché non è stato fatto una gestione degli acquedotti, perché gli acquedotti sono in mano alla mafia. Cosa si aspetta a dare una mano a questo punto di vista? L'acqua c'è, è che va persa. E abbiamo 5 miliardi e mezzo dati all'Africa 3 mesi fa, donati al meeting dei paesi africani senza nessun fine progettuale, una mancetta che abbiamo dato, e qui parlano di abbattere le pensioni. Le Olimpiadi 2026 che stiamo progettando, la piscina di qua, la piscina di là, hanno un buco in questo momento di 107 milioni, con tanto rischio anche per il Veneto, al quale si va ad accumulare il famoso buco che sta creando la Pedemontana, un'opera secondo me che è come la Salerno-Reggio Calabria, e che lo Stato, dice Salvini, prenderà in carico per cercare di salvare il conto economico del Veneto, che però è un tracollo in questo momento. 85 milioni in meno solo i comuni veneti, e questo tutti i sindaci e coloro che ci stanno ascoltando, compresi i consiglieri comunali, lo sanno perfettamente. Cosa vuol dire? Vuol dire che aumenterà l'IRAP, vuol dire che aumenterà tutto quello che è l'imposta comunale. 85 milioni solo al Veneto, pensi in tutta Italia cosa è stato diminuito. E il progetto di abbattimento delle pensioni sta andando avanti. Sapete perché sta andando avanti? Ve lo dico io, perché prima, quando facevo i mutui o quando facevo le assicurazioni sulla vita per i mutui, le facevo fino ai 67 anni, termine massimo per le pensioni. Adesso in questo momento io tutto quello che sto facendo, tutti i prestiti che sto facendo, sto portando l'assicurazione vita di tutta la gente ai 70 anni, perché si prorogherà la pensione fino ai 70 anni e logicamente verranno un po' contenute, un po' abbattute per cercare di mantenere i costi. Per mantenere i costi stiamo abbattendo le pensioni, non abbattendo quello che è la burocrazia, tutti gli enti inutili. Questo voglio che gli italiani in Veneto si ricordino, e con questo ho finito e ti ringrazio di cuore. Grazie Paolo. Un forte abbraccio a tutti. Vi auguro una felice serata. Grazie Paolo. Grazie a voi tutti. Grazie. A domani sera.